Piubega per la terza edizione del trofeo Electrodigit in casa dell'Orange Frog Team di Piubega, qui rappresentato dal presidente Stefano Smania, dal vicepresidente Massimo Costa e del segretario in carica dell'Orange Frog Team Bike Piubega Flavio Guarnieri. Allora finalmente va in scena questa edizione numero 3 del trofeo qua a San Fermo di Piubega in una giornata prettamente autunnale. Buongiorno a tutti, mi fa piacere ospitarvi qua in questa manifestazione. Siamo contenti che la società abbiano partecipato in massa nonostante il periodo purtroppo non troppo positivo. Volevo ringraziare intanto tutti quelli che ci danno la possibilità di portare a termine questa manifestazione, gli sponsor vari e tutte le persone che si sono prestate per mettere in piedi questa gara. Un lungo lavoro alle spalle per una mattinata di mountain bike qua in un territorio pianeggiante che però è stato apprezzato molto anche lo scorso anno e anche quest'anno siamo in circa 200 a omaggiare il lavoro di un anno. Sì, la stagione sembrava compromessa, poi invece con i nuovi protocolli siamo riusciti comunque, la stagione è comunque riuscita a ripartire. È un po' più impegnativo organizzare il tutto in modo adeguato per adeguarsi a tutti i protocolli, però insomma ci siamo riusciti, siamo molto contenti e speriamo che la giornata volga al meglio e ci divertano tutti in sicurezza. Allora manca solo che esca definitivamente il sole, che ci lasci la nebbia. Flavio, a te il compito di controllare che tutti portino la mascherina allora. Esatto, io mi impegnerò il più possibile per far rispettare la mascherina e comunque anch'io ci tengo a ringraziare il presidente, il vicepresidente, perché comunque si sono impegnati molto per la buona riuscita di questa giornata. Adesso alziamo gli occhi al cielo e aspettiamo il sole. Aspettiamo solo il sole perché dalle ore 10 parte la gara, l'edizione numero 3 del trofeo Electrodigit. Grazie. Allora, sempre a San Fermo di Piubega, dove tra pochi minuti andrà in scena la terza edizione del trofeo Electrodigit in casa dell'Orange Frog Team Bike Piubega, con Walter Chicchi e Fausto Armanini in rappresentanza del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana. Anche quest'anno, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, gli uomini e le donne di Piubega sono riusciti a organizzare questo evento che chiude di fatto la stagione. Sì, innanzitutto bisogna ringraziare gli uomini di Piubega del team Orange Frog, perché con tutte le limitazioni e difficoltà che ci sono riusciti ad allestire una prova che, come possiamo vedere, secondo me oggi ci divertiremo molto. Ne approfitto per ringraziare anche Sport Even, che sempre in questa situazione di pandemia ha messo insieme 2 prove di mountain bike, di fatto dando la possibilità ai nostri ragazzi di poter correre per 3 domeniche consecutive, e speriamo che oggi vada tutto bene, vediamo a fine giornata, dai. Allora, un'annata sicuramente tribulata, evidentemente per motivi esterni, però un finale di stagione in una splendida cornice e in casa appunto di uomini che si sono dati da fare, e ci sembra che l'invito sia stato raccolto da tantissimi, siamo in 200 oggi. Sì, la stagione è andata così quest'anno purtroppo, però devo ringraziare gli organizzatori delle gare di mountain bike qua per i giovanissimi, perché non hanno chiuso il ciclismo, così l'hanno aperto ancora. Dunque sarà per noi la stagione, da come siamo partiti a inizio stagione, che avevamo un bel calendario, purtroppo col virus è andata così. Ci salviamo con queste gare perché sono state fatte 3 gare per mountain bike per i giovanissimi, una gara di esordienti e una gara di allievi, e altre 2 o 3 gare su strada di giovanissimi. Sono saltate purtroppo le gare Elite Under, purtroppo per causa, non per noi, ma per causa del virus, per problemi di organizzazione è andata così. La stagione per noi, io credo che non sia finita per noi qui a Mantova, perché poi questa sarà l'ultima gara per quanto riguarda le categorie, dico per quanto riguarda la mountain bike e le corse su strada. Inizieremo il ciclocross perché avremo 2 gare, sperando
ma visto il clima che c'è in giro, no, speriamo di fare le 2 gare di ciclocross, il 15 di novembre Ospitaletto e l'8 dicembre campionato regionale a Rivalta, no? E così finiremo in bellezza la stagione. Ecco. Poi parleremo andremo l'anno prossimo, avremo ancora, no, la forza di ricominciare, perché il ciclismo non morirà, andrà avanti ancora. Grazie, allora tra pochi minuti il via all'edizione numero 3 del trofeo Elettrodigit. 4, 3, 2, 1, via! La foto di Zeno e Camilla nell'ordine. Bravo! Sì, però c'era qualcuno. Questi non sono... No, dopo. Perché? Te l'ho fatto vedere. Per voi sono previsti Leonardo Floretti, 121 Andrea Rossi, 122 Pietro Ruggeri, 100 da Viola Mazzone. Andiamo a completare la linea di partenza della categoria G1. Siete pronti? Oh, alla fine 2, 1, via! Nicolai Roman, 222, Edoardo Russo, 227, Filippo Vicenzetto e 228 Luca Zambetta, 637 Giulia Zecchinelli. Chiaro? Quanti giri fate? Grazie. 2, 1, via! Alessio, dai, vai! 5, 4, 3.
Maria Medici, 327. La linea di partenza per la categoria G3. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! Totalmente per Thomas Battista, la gruppo team, Granati. Esce in questo momento Mario Orefici al traguardo del portacolori del pedale, il traguardo per Mattia Benvenuti che da solo aveva completato, davanti a tutti aveva completato il primo. Riccardo Castellini, 408 Emanuele Dominecci, 409 Fabri Dom, 410 Pietro Dulcis, 411 Tommaso Davide Sacino, 420 Maurizio Taina, 44 Eleonora Guardioli, 425 Sofia Allora voi fate quanti giri del percorso? Veloclub Cremonese, grazie qua. Veloclub Cremonese. 2, 1, via! Procedura di partenza completata per la categoria G4.
514 Marco Gregori, 516 Pietro Marchi, 517 Luca Navini, 528 Lorenzo Fini, 529 Elia Stessa, 500 il percorso. Via! Conta loro invece che va a partire 25 che vanno ad affrontare 5 volte nel percorso. Alla zona di ingresso, grazie, al percorso. ...603 Nicolò Castellini, 604 Simone Donati, 605 Enrico Giustin, 606 Paolo Giuseppe Ferrarina, 6 Leonardo Locatelli, 611 Emanuele Mazzoli, Simone Tosti, 620 Manuel Trevini Bellini. Vi accompagniamo 3, 2, 1, via! Ultima partenza dell'edizione numero 3 del trofeo Electro Digit in casa dell'Orange
bene, visto che è uscito anche il sole, che era la cosa anche più importante, per completare, diciamo, la giornata dei ragazzi. Io penso che le società, insomma, che abbiano partecipato erano contente, e quindi, insomma, speriamo che il prossimo anno si possa far correre i ragazzi in un clima un po' più sereno, ecco. Ringrazio tutte le società e tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano a allestire il percorso. Grazie, ciao ancora a tutti. Stefano Spagna, Fausto Armanini, tutti i protagonisti della prova della 5. Team Bike Piumega, Stefano Spagna, il presidente provinciale. No, aspetta, Bene, adesso attendiamo. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.